Assessore Zanco, un nuovo progetto per il comune di Susegana, insomma l'ambiente è al centro del vostro progetto amministrativo, ricordiamo anche la vicinanza a tutte le aziende che si occupano di olio, di olivicoltura, ecco un tassello in più. Sì, abbiamo voluto riscoprire un territorio su una forma diversa, nel senso che magari passeggiando siamo abituati ad associare solo le nostre colline alla viticoltura, invece abbiamo scoperto che hanno anche diversi olivi, ci sono tante aziende che hanno l'olivo, e proprio anche o per passione o per vendita o anche per uso proprio. E poi abbiamo voluto, visto il nostro territorio, vista la sensibilità che hanno le aziende, visto insomma il periodo, e anche si parla tanto di sostenibilità, voler fare qualcosa in concreto anche come amici delle api. E quindi già noi facciamo, diciamo, nel nostro territorio tante cose, con questo vogliamo proprio dare un segno tangibile di quello che facciamo. Sindaco Scarpa, il comune di Susegana amico delle api. Sì, siamo il primo comune nell'Interland a promuovere questa iniziativa. È una iniziativa che va a consolidare un comportamento da parte delle aziende agricole che già esiste da anni, ma è un modo anche per far capire alla popolazione che noi ci siamo, che l'ambiente è importante e le api sono l'ambasciatore più importante dell'ambiente. Con Giovanni Bernardi, col Diretti Conegliano, anche voi qui oggi a sostenere i futuri piccoli agricoltori, possiamo dire, della provincia di Treviso. Sì, siamo qui a sostenere questa iniziativa delle api in vigneto che è un valore aggiunto per l'interesse che c'è adesso verso l'ambiente e verso anche la qualità della vita stessa, no? Quindi abbiamo deciso di aderire anche con i bambini dell'asilo. Avete visto prima che abbiamo dato le sementi per poter fare anche loro a casa questo piccolo pezzettino di terreno adibito alla semina di queste sementi per le api, e noi come aziende abbiamo deciso di ricavare un pezzo di terreno all'interno delle nostre aziende dove mettere queste sementi che sono adibite solo principalmente per le api. Poi abbiamo anche tante aziende che comunque le api ce le hanno già all'interno della loro azienda. Abbiamo deciso di sostenerlo perché già le aziende agricole del territorio si adoperano per la sostenibilità ambientale, nonché aderiscono a certificazioni come la Seconep. Sono già sensibili per il mondo delle api, quindi quando il Comune ci ha suggerito questo progetto è stato facile per noi divulgare e sostenere in modo importante questo tipo di attività.